La festa di Santa Caterina per l'omonima confraternita di Sestri Levante è un'occasione che conclude idealmente il cammino dell'anno, richiamando amici e confratelli anche dalle località limitrofe. Il triduo di preparazione culmina nella giornata di festa in cui il gruppo si riunisce nella chiesa di San Pietro in Vincoli per la celebrazione dell'Eucaristia e poi si muove processionalmente nel centro della città. Quest'anno la messa domenicale è stata presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. In processione vengono portati 3 crocifissi lignei della confraternita di Santa Caterina e il crocifisso del Carmelo. È una festa molto sentita nel centro storico, poi è l'ultima festa dell'anno. Sono tante sia le confraternite della Liguria, perché arrivano dalla provincia di Spezia, di Genova e anche di Chiavari, e insieme festeggiamo la nostra patrona. Il percorso lungo le vie del centro sestrese ha richiamato l'attenzione di molte persone, passanti ma non solo, anche residenti legati a questa antica tradizione. È nostra tradizione trasportare i crocifissi come testimonianza, c'è tante persone anziane che non possono partecipare alla nostra festa e allora quando vedono passare il crocifisso sotto le finestre si avvicinano, si segnano con la croce, gli sembra un po' di ricordare ancora il loro passato. Ecco. Archiviati i festeggiamenti, l'attenzione dei confratelli si sposta ora sulle imminenti festività natalizie e sulla mostra allestita a Palazzo Reale di Genova, dove è stata portata la cassa processionale del martirio di Santa Caterina. È un nostro vanto che questa nostra statua venga richiesta e noi abbiamo pensato di organizzare un pullman per coloro che hanno piacere di andare a vederla. Inoltre poi ci sarà il presepe, il nostro presepe genovese, che è sempre molto apprezzato e in qualche modo i proventi del presepe ci servono perché abbiamo avuto qualche problema durante l'ultimo maltempo e cercheremo di restaurare il tetto e altre pertinenze dell'oratorio, sperando che anche all'aiuto delle persone.